Buonasera, un'altra puntata di preview, la nostra anteprima sul weekend sportivo, soprattutto sul weekend che attende il Catania, in una settimana particolare in cui sono arrivate due vittorie, la vittoria in casa del Giuliano e la vittoria ai rigori con il Crotone in Coppa Italia, in attesa della partita con la Virtus Francavilla che sarà, lo ricordiamo, domenica. Ci occuperemo ovviamente anche del Messina, con una partita importante con i messinesi che arrivano da 5 sconfitte consecutive, e poi nell'ultima parte spazio, come spesso facciamo, alla pallavolo con la Superlega, col più importante campionato del mondo. Ma vado a presentarvi i nostri ospiti. Alla mia sinistra Francesca Grigorio, agente FIFA. Ciao Francesca. Ciao, grazie. Benvenuta, ben trovata per la prima volta nei nostri nuovi studi, fra parentesi. Grazie dell'invito, sono onorata di addirittura, essere qui. addirittura. Ma qui c'è chi più onorato di te, nel senso, no? Sto scherzando con Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao Marco, piacere di vederti. Buonasera direttore. Come sempre. Grazie. E lo sai di chi? Abbiamo il piacere poi di vedere, come sempre, la nostra Naomi, che oggi insomma è un po' Lorella Cuccarini, vero Naomi? Vola, buonasera Marco, buonasera agli amici e alle amiche a casa, anche oggi al vostro servizio, il numero WhatsApp è qui, ho sbagliato lato, è qui, quindi whatsappateci. Ciao, beh, certamente non mancheranno i WhatsApp, ma io lo sai che faccio? Proprio per fare in modo di richiamare ancora di più l'affetto dei nostri telespettatori, torno nuovamente da te per sentire insomma quello che è il programma della giornata e anche la classifica. Allora, questo è il prossimo turno, quindi la 16ª giornata di campionato che ci aspetta. La prima partita è Monterosi-Messina, prevista per il 2 dicembre alle 16:15, mentre il 3 dicembre alle 16 c'è Juve Stabia-Benevento, alle 20:45 Avellino-Turris, ancora Brindisi-Crotone, Catania, Virtus Francavilla e Cerignola-Picerno. Il 4 dicembre ore 20:45 c'è Casertana-Foggia, Latina-Sorrento, Monopoli, Giuliano, Potenza-Taranto. Questa invece è la classifica alla luce delle 15 giornate di campionato disputate dalle squadre. Juve Stabia 32 punti, poi a 29 punti c'è Picerno e Benevento, Casertana 27, Avellino 26, Latina e Crotone 25, Taranto 23, Cerignola, Catania e Foggia 21, Giuliano 19, Monopoli, Potenza 18, Sorrento 16, Virtus Francavilla 15, Turris 14, Messina 11, Brindisi 10, Monterosi 9 punti. Abbiamo visto la classifica oltre al bel sorriso di Naomi, perché? Perché io la prima domanda che vi faccio è quella relativa a questo miniciclo che Lucarelli ha aperto, Francesca, sì. Cioè un Lucarelli vincente, un Lucarelli che ha ridato entusiasmo alla piazza con il suo modo di essere, e un Lucarelli che dice, si pone un obiettivo, no? Arrivare alla fine dell'anno solare con una squadra che ritorna un po' nelle posizioni di classifica che meriterebbe. È una situazione possibile. Ha detto che poi, lo sentiremo, la partita con la Virtus Francavilla è quella più importante di questo momento, perché la Virtus Francavilla è lì nelle posizioni più basse. Sì, diciamo che ora con l'avvento di Lucarelli ha dato una sterzata, quindi ha dato motivazione ai giocatori, alla squadra, e soprattutto ha dato entusiasmo di nuovo alla piazza, entusiasmo che non c'era stato però perché tutto noi finalizziamo, diciamo, ai risultati. Pertanto però ora più che mai i risultati sono ancora più importanti rispetto a quanto all'importanza che davamo prima. Non è difficile secondo me che lui raggiunga il primo obiettivo, perché se rivediamo la classifica, a parte le prime 3 squadre, le altre sono non tantissimo lontano. Grazie, ti prenderò come co-conduttrice perché insomma hai chiamato benissimo la classifica. Ah sì, no va bene, dicevo perché così possiamo vedere, esatto. Così possiamo vedere, quindi a parte la Juve Stabia, Picerno e Benevento che vediamo sono un po' distanti, sì. Però le altre sono vicine alla Ricordiamo che Catania, c'è anche quindi l'aspetto della Coppa Italia, ricordiamo che il Catania è nei quarti e chi vince la Coppa Italia può saltare determinati turni dei playoff, ma ne parleremo insomma, per cui sì. È importante anche questo per quanto riguarda il Catania. Gianluca, a proposito della Coppa Italia, abbiamo visto un Catania un po' diverso, ok l'atteggiamento, ma anche nel gioco? Sì, si è visto un Catania diverso, mi è piaciuto per lunghi tratti nella fase di non possesso, che era un po' il tallone d'Achille del Catania di quest'anno, sì. E quindi ho visto parecchia cattiveria agonistica, gente che finalmente riusciva ad inseguire l'avversario, ho visto in fase di possesso molte idee,
un Catania comunque che non si è arreso, aveva idee nonostante avesse pochi titolari in campo, e quindi mi è piaciuto perché sta facendo un percorso di crescita importante dal punto di vista tecnico-tattico, quindi spero che sia finalmente la strada giusta. Chiaramente l'avvento di Lucarelli ha portato sicuramente delle novità positive in tutti i campi. In tutti i campi. Allora andiamo a sentire sia proprio Lucarelli che due dei protagonisti della partita di Coppa Italia con il Crotone, vale a dire De Luca e Dubickas. Proprio dopo la partita con il Crotone gli abbiamo chiesto già indicazioni su quella che sarà la prossima con la Virtus Francavilla. Sentite soprattutto quello che dice il mister. Possiamo sapere cosa gli hai detto, qualcosa di quello che gli hai detto alla fine ai ragazzi? Gli ho detto che il vero capolavoro dobbiamo compierlo domenica sera, perché è una partita per noi di un'importanza clamorosa, perché vincerla vorrebbe dire tante cose, quindi di recuperare, di mangiare bene, di riposarsi, perché se riusciamo a vincere quella partita di domenica, che non è per niente facile, perché quando c'è un cambio allenatore, oltretutto il loro allenatore ha fatto già anche una salvezza miracolosa col Cosenza in Serie B, quindi sarà una partita tostissima dove avremo bisogno del sostegno del nostro pubblico, perché al contrario di quello che può far pensare la classifica oggi, per noi domenica è una partita forse la più difficile che ci potesse capitare delle ultime partite rimaste fino al 23 dicembre. Certo, aspetta una partita difficilissima, che secondo me stiamo diventando più la squadra, diciamo che quando vinci poi si crea un entusiasmo diverso e niente, dobbiamo guardare avanti e andare a vincere tutte le partite. È una partita troppo importante, quindi noi dobbiamo cercare davanti al nostro pubblico di portare a casa un'altra vittoria, perché non possiamo più fermarci. Abbiamo perso troppi punti precedentemente, quindi vogliamo ora continuare a vincere e poi vedremo, tireremo le somme, poi il 23 dicembre è l'ultima partita a Benevento e vedremo dove saremo. Commentiamo fra poco queste parole. Io intanto voglio andare da Naomi per sentire un pochettino quello che è la sensazione anche dei social, no? Perché insomma è importante in questa fase in cui il Catania sta nuovamente andando bene. Esatto, con l'aiuto della regia ci dirigiamo sui social, anche perché Marco ormai l'hai capito, anzi l'avete capito, il mio compito è quello di sboomerizzare Telecolor, e quindi lo facciamo attraverso la pagina 426 che come sempre ci fornisce dei meme che ci fanno spaccare delle risate, in particolar modo riferito all'ultima partita disputata, questo che adesso apparirà a voi, ecco. I difensori del Giuliano su calcio d'angolo, il Catania in area, wrestling, fallo in attacco rigorosamente. E poi quest'altro che volevo farvi leggere, ma è molto borderline. Ecco, vediamo Anna e Camillo. No, vabbè, ho capito, vabbè, vabbè dai, va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Te l'avevo detto, Marco, te l'avevo detto, fai pure. Va bene, insomma, l'ultimo, questa... Mavapassu, Papu Gomez, lui 3 volte in svantaggio, 3 volte recuperato, concetto di reazione zanzaresco, ce l'abbiamo. È vero, anche perché poi con De Luca è stato un gol importante perché è stato il primo al Massimino. L'anno scorso l'aveva cercato tantissimo durante il campionato di Serie D Francesca, e poi non è arrivata adesso in Coppa. Vi do qualche notizia, intanto l'avete sentito anche nei nostri telegiornali, è ufficiale il divieto di trasferta per i tifosi del Catania per la partita, per il derby con il Messina del 9 di dicembre, dunque non ci saranno i sostenitori rossazzurri. Per quanto riguarda la Coppa Italia, vi ricordo che chi vince si qualifica direttamente alla fase nazionale dei playoff, saltando i 2 turni della fase del girone, per cui insomma è una situazione comunque importante. Francesca, abbiamo sentito parlare Lucarelli, no? Ha detto è la partita più importante di tutte. De Luca ha parlato del vediamo cosa succederà fino alla partita col Benevento del 23 di dicembre, insomma sembrano tutti mentalizzati, tutti con un unico obiettivo. Sì, è un esperto Lucarelli, ha l'esperienza, lui non fa assolutamente, minimamente pensare che si possa steccare o perdere, quindi magari è vero che è una partita importante, però lui mentalizza già i giocatori dicendo dobbiamo vincere domenica dopo domenica proprio per raggiungere quell'obiettivo, quindi sì è importante, però già
nello spogliatoio parla solo ed esclusivamente di vittorie. Infatti, se ci facciamo caso, anche i giocatori parlano no, dobbiamo vincere, come se qualcuno prima gliel'avesse impedito, ma non è così. Non è così, quindi però c'è la è mentalità trascinante. e l'esperienza, è un motivatore, oltre che ad essere un bravissimo allenatore. Ne parleremo nuovamente di Lucarelli, perché avremo anche un ex importante del Catania durante la trasmissione, per cui seguiteci. Gianluca, invece io vengo da te per vedere un pochettino qualche cosa tattica che è successa durante la partita con il Crotone, che, come sai fare brillantemente sempre tu, hai evidenziato partendo dai problemi, perché chiaramente qualche problema c'è stato in una partita che è finita comunque 3-3 con delle azioni che adesso vedremo. Sì, parliamo del gol subito dal Catania, mi riferisco alla fase di non possesso. Ecco qua, difesa schierata, non leggono... Questo è il primo gol, il gol dell'1-0 del Crotone. Non leggono l'inserimento sull'esterno e questo è un problema perché già è stato evidenziato più volte da quando è arrivato Lucarelli. Oddio, si vedeva anche prima questo errore, quindi comunque è una situazione chiara, a mio avviso facilmente risolvibile, ma va allenata. Certo. Quindi là hai bisogno di uno scivolamento di reparto, di andare a assorbire questo inserimento, perché poi comunque dall'esterno la palla è chiaro che molte volte finisce in zona secondo palo e quindi va coperta quella zona. Anche perché sono i giochi che si fanno al gioco fra i due esterni, no? Da una parte all'altra del campo, e devi essere pronto in questo, momento. Da altra situazione, anche in questo caso si vede una poca pressione proprio lì in quella zona del campo. Sì, diciamo che sono state due forse fra le situazioni peggiori tatticamente del Catania. Sì. E questo è il gol del 2-1. In questo caso qua si è in parità numerica, anche quella è una zona pericolosissima. Ora, al di là del gol, quella palla va pressata forte, se non riesce ad arrivare comunque va sporcata la traiettoria. Devi fare un'azione ritardante per permettere alla difesa di intercettare questo pallone che va dentro, quindi è una situazione che Catania deve attenzionare, perché sono zone pericolose di campo dove là vanno pressati. Quindi è una situazione, Francesca, che poi anche Lucarelli ha ricordato, no? Perché ha detto, anche me lo ricordo nella prima conferenza stampa, dobbiamo giocare, migliorare per migliorare la fase d'attacco, ma poi dobbiamo concentrarci anche sulla fase difensiva, cosa che il Catania ha fatto ad esempio molto bene in casa del Giuliano, un po' meno bene sicuramente con il Crotone. Questo sì, lui si è preso tempo, perché mi ha colpito quando ha detto è necessario che in questo campionato di Serie C ci sia il senso pratico, Sì. Proprio dobbiamo essere concreti per il tipo di campionato che stiamo affrontando. Questo mi ha colpito tantissimo, perché ho pensato, ovviamente l'arrivo di Lucarelli mette subito le cose in chiaro, ma già si sta preparando, cioè si sta prendendo del tempo per poi lavorare anche su queste cose. Anche perché poi i giocatori sono gli stessi. È un altro elemento, sono gli stessi, però vediamo che è una persona anche perspicace, ha richiamato Zeo lì, anche per i calci piazzati, quindi si sta prendendo del tempo per lavorare con i ragazzi, con i giocatori, e poi anche ha chiesto loro, dobbiamo essere concreti, buttare lì la palla avanti, per il momento ci servono i risultati. Ci servono i risultati, che sono importantissimi. Andiamo a vedere allora, proprio a proposito di risultati, qualche gol del Catania, perché lì c'è veramente da fare già qualche applauso, no? a quello che si vede, Gianluca. Sì, sistema di gioco 4-2-3-1, puoi fare male creando superiorità numerica sugli esterni, puoi sfruttare passaggi filtranti. In questo caso abbiamo assistito a un 3 contro 2 sull'esterno, palla dentro, l'attaccante opposto viene a fare un taglio dentro e non a caso fai gol, anche se comunque la statura non è elevatissima, proprio perché rubi lo spazio e il tempo agli avversari. Quindi questa è una situazione che il Catania fa vedere spesso, poi non è un caso se esce fuori la qualità dei giocatori, la qualità nel palleggio, la velocità della palla è diversa dai tempi di Tabiani, perché comunque cambi sistema di gioco, cambi modulo, hai un carisma diverso e quindi la palla comunque gira in maniera diversa nel campo, è così. E andiamo a vederlo, questo era il gol dell'1-1 ad inizio ripresa, poi ci sarà il gol del 2-2, dall'altra parte lì abbiamo visto Rapisarda con la sua sovrapposizione, col suo inserimento, in questo caso c'è la sovrapposizione di Mazzotta. Sì, una sovrapposizione interna,
ti dicevo poco fa, la superiorità numerica va a creare un 2 contro 1, quindi là attacca il famoso half space. Con De Luca, quindi, la zanzara di cui Naomi parlava. perfetto, poi cosa succede? Un tocco, una palla data con i giri giusti, lo presenti, lo mandi da solo in aria, palla al secondo palo, attacco di 2 uomini al secondo palo, e quindi c'è veramente tanta e tanta qualità e tante idee su un'azione del genere. Di qualità parleremo vedendo anche un calcio piazzato nella partita con il Giuliano, quello che poi ha portato al gol, perché vedremo una traiettoria particolare, ma questo ve lo facciamo vedere dopo la pubblicità, perché cominciamo a parlare del prossimo avversario del Catania, vediamo un pochettino di statistiche, Francesca, e ci proiettiamo alla prossima sfida, anche quella del Messina, fra poco. Benissimo, ritorniamo in diretta per parlare della prossima partita del Catania contro la Virtus Francavilla. Abbiamo esaminato un po' quello che si è visto anche nella partita di Coppa Italia con il Crotone. Francesca Grigorio, una squadra che già, è vero, insomma, qualche errore si è visto in fase difensiva, è vero che il Crotone non è il Giuliano, nel senso che è una squadra certamente, anche se il Giuliano aveva fatto bene fino alla partita con il Catania, l'abbiamo visto con dei giovani di grande prospettiva, però insomma è un Catania che sembra sempre più consapevole, anche l'abbiamo visto dalle azioni che riesce a creare in attacco. Sì, vabbè, le vittorie ti fanno riacquistare fiducia, quello sì, c'è però tanto ancora da lavorare. Sì. Perché in Coppa il fatto di farsi rimontare questo 3-3... Questo è un dato importante. Infatti, quindi significa che ancora c'è tanto da fare, tanto da lavorare. E poi, va bene, il gioco è molto più fluido, punta Lucarelli sulle verticalizzazioni, sì, per cui anche dà l'impressione, noi che guardiamo le partite, un gioco più piacevole. Però tu dici più semplice. Tu dici magari prima c'era stata anche un po' di sfortuna? Sì, sì. Sì. Non bisogna negare a Tabbiani il lavoro che aveva comunque svolto. Il gioco c'era, magari un pizzico di sfortuna se dovessimo paragonare le due partite sempre con le stesse squadre, Catania-Crotone, sì, nello stesso stadio, nello stesso campo. Effettivamente la prima l'abbiamo persa soltanto per sfortuna. Beh, è vero, la prima partita di campionato è chiaro che il Catania meritava senz'altro di più, e chissà come sarebbe andata poi la storia, non lo possiamo certamente sapere. Quello che sappiamo è che invece adesso c'è Cristiano Lucarelli che sta certamente facendo, questi sono i dati, sono i numeri, benissimo, perché ha fatto 2 vittorie e poi un passaggio del turno in Coppa. Gianluca? No, ma dico, a differenza di Tabbiani, adesso il Catania gioca come deve giocare, cioè prima non verticalizzava il Catania, è l'altro tema. Adesso sì, cioè, quindi voglio dire, ok, la sfortuna, come dice il direttore, che fra l'altro conosco perché è un martello, quindi sembra così tranquilla ma non lo è, ok, però adesso il Catania ha dei concetti di gioco diversi, cioè quello che serviva a questa squadra, esterno, cambi modulo, cambi sistema di gioco, tante cose che prima non aveva con Tabbiani. Era un po' bloccata, quindi la sensazione che dava, io che l'ho viste un po' tutte andando anche in trasferta, la sensazione è che questa squadra è una squadra bloccata. Comunque, poche idee, non aveva idee, per quel tipo di giocatori non aveva idee tattiche che permettevano al Catania di andare a fare gol, cioè, infatti però il tema sollevato da Francesca ci sta tutto, perché chiaramente insomma poi c'era un'idea di gioco, un'idea che purtroppo per il Catania, per le scelte che sono state fatte, non ha dato i frutti, ma chiaramente c'era un'idea, giusto o sbagliata che fosse, era comunque un'idea. Sì, no, io dicevo solamente che bisogna riconoscere che Tabbiani sia comunque un bravo allenatore che ha dato veramente tutto, che ha fatto il suo dovere, e però più adatto. E noi tant'è siamo vero contenti. Che lo sta cercando qualcuno, qualche altra squadra. Ma sicuramente troverà un posto in qualche squadra. Noi siamo contenti però che sia arrivato Lucarelli. Statistiche a confronto, andiamo un po' nel vivo di quello che è la prossima partita del Catania con la Virtus Francavilla, andando a guardare le statistiche che accomunano, insomma, o differenziano, fra virgolette, le due squadre. Andremo fra poco con la grafica. Ecco qui, abbiamo preso a riferimento 5 dati numerici, mi fermerei intanto sul primo,
Con i gol da fuori area? Gol da fuori area, bisogna stare attenti perché questo dice la statistica, abbiamo un record di 8 gol da fuori area, il Francavilla ne ha realizzati 5, il Catania 2, quindi abbiamo anche l'unità di misura, è una squadra che calcia da fuori, è molto pericolosa. Altre situazioni particolari sono attacco in profondità, il Catania è posizionato 11° a dispetto del 53° posto del Francavilla e questo la dice tutta, cioè se una squadra comunque calcia parecchio da fuori probabilmente perché non trova lo spunto, non riesce a verticalizzare quello che sta facendo adesso il Catania. PPDA e PPDA against, e qui è importante rispiegarlo, noi lo rifacciamo sempre Gianluca, tutte le volte a cosa si riferiscono questi due dati. Il PPDA non è altro che la quantità, la media di passaggi concessi a una formazione che costruisce dal basso, quindi comunque è una squadra che viene pressata, quindi non ti lasciano costruire, più basso il valore, più vieni pressata. Il PPDA, chiaramente l'opposto del PPDA against. Per essere un pochettino più chiari, se vediamo il Catania 11,15 sono i passaggi che concedono al Catania in fase di costruzione dal basso. Quindi, tanti evidentemente non la vanno a prendere alta, quindi hanno paura di un'eventuale uscita del Catania in fase di possesso, di costruzione dal basso. E analizzando questi dati e incrociandoli come li incroci appunto fra Catania e Virtus Francavilla, proprio Francavilla non ti viene a prendere e di contro lo vanno a pressare. Ecco, per cui alla fine l'incrocio è questo. Andiamo a vedere un pochettino invece di situazioni tecniche e tattiche legate proprio alla partita con il Giuliano. Partendo questa volta mi pare dalla fase di possesso? Sì, fase di possesso, densità di uomini nella zona di campo avversaria. E poca densità di luce, come si vede. Ovviamente sì. Vedi, quello che ho voluto evidenziare è che il Catania aveva 7 uomini in 20 metri di campo, in prossimità dell'area di rigore avversaria. Cosa sta ad indicare? Sta ad indicare che sei coperto chiaramente solito spunto sull'esterno, quindi palla dentro, abbiamo 2 attaccanti di riferimento dentro e abbiamo 3 giocatori per un'eventuale seconda palla. E 7 uomini in 20 metri, leggo. Questo è sinonimo di concretezza, sanno quello che vogliono, attaccano l'area avversaria, non hanno paura e quindi è una mentalità diversa rispetto a quello che si vedeva prima. È quello che dicevi anche tu, Francesca, no? Cioè questa situazione è quella che un pochettino differenzia il Catania di adesso dal Catania di prima, al di là dei meriti che abbiamo potuto dare a chi ha lavorato prima. Sì, perché non è cambiato nulla da un punto di vista organico, sono quelli i giocatori, quindi che cosa... Quello lo sottolineiamo, no? Gli stessi giocatori che loro stessi, l'abbiamo sentito nell'intervista, dobbiamo vincere, quindi è una mentalità completamente diversa. Andiamo a vedere invece il gol del Catania, l'avevamo detto prima della pubblicità, no? Perché nasce da una traiettoria incredibile che tu hai giustamente sottolineato. Guardate il calcio d'angolo di Chirico, dove arriva? Questo è il punto. È un calcio d'angolo a uscire, attenzione. Allora, è ad uscire che non esce. Ecco, ma poi questo è il punto. Doveva morire la palla, il punto d'impatto della palla è assolutamente illeggibile per la postura del calciatore calciante. Cioè, altra situazione, preparata perché c'è l'inserimento del giocatore del Catania, capito? Quindi non è un'azione frutto, una palla messa là a caso. È una messa là. Sì, è proprio la palla messa là e infatti non l'ha letta nessuno dei giocatori avversari. Poi chiaramente la traiettoria ha favorito l'inserimento dell'attaccante di Carmine che ha fatto gol. Il gol. Poi di Carmine l'avevamo già studiato qualche settimana fa. Lo sappiamo. Questi palloni così dentro area non si lascia scappare. Cioè, interpretare le sue parole è quasi innaturale, perché se fai un calcio d'angolo, se calci non può mai toccare, secondo me, l'area piccola, invece va a cadere proprio lì. Quindi se l'hanno studiato così sono stati molto bravi. Sono stati molto bravi e lui è molto bravo, perché calciare di sinistro in quella posizione del campo è veramente difficile. Situazione della difesa, invece, ancora qui qualcosa da aggiustare, Giallo. Sì, non è mai semplice lavorare con il reparto difensivo, però bisogna avere una facilità di corsa ed essere un po' più stretti. Qua gli avversari vanno via sull'esterno, c'è il classico buco difensivo,
troppi spazi nelle maglie difensive del Catania, quindi non bisogna dare questo spazio quando la palla su esterno, ma anche su palla scoperta, palla centrale, bisogna ricompattarsi veloce e rapidi e non creare questi spazi, perché poi a lungo andare prendi il gol, quindi ti va bene una volta, 2 volte, ma poi prendi il gol e perdi le partite. Quindi questa è una situazione che il Catania dovrà lavorare, che poi dico io, il discorso è sempre là, la palla va pressata, quindi se non vuoi subire così tanto in zone di campo un po' più alte, la pressi forte, fai un fallo tattico e ricominciamo, non è successo niente, quindi non bisogna farla arrivare così facilmente sotto porta. Fra poco andremo da Francesco Triolo per le ultime in casa Messina, io però giro prima la palla a Naomi per sapere invece le ultime dai nostri telespettatori. Mi giri le palle perché fare una giocata alla Chiricò, un po' pericolosa. Una rapace d'area di rigore? Esatto, perché visto che c'è questa armonia, questa tranquillità nello spogliatoio, a noi non ci piace, noi vogliamo vedere il sangue, gente che litiga, scrivono: De Luca emerge quando in campo non c'è Di Carmine. È un caso o lo soffre? Rispondete prima a questa domanda e poi leggo altre. Secondo voi? Secondo noi De Luca cioè. emerge quando in campo non c'è Di Carmine? No, secondo me ha solo voglia di giocare, gli hanno dato la possibilità e si è fatto vedere. Parliamo comunque di un grossissimo calciatore per questa categoria. Va bene, niente, siete buonisti, non mi avete dato soddisfazione. Continuiamo. La maglia del Catania pesa perché è una maglia che trasuda storia calcistica. Lucarelli lo sa e lo sta insegnando ai giocatori. Ciao da Alberto. Ancora scrivono: buonasera a tutti. Sapete che nella Virtus Francavilla c'è un giovane ex giovanili del Catania? Si chiama Francesco Rogazione. È lui? Sì? Sì? Vediamo. Vabbè. Contro il Crotone è stata una partita veramente bella e ricca di emozioni. Speriamo che la striscia di vittorie continui ancora ad allungarsi. Buonasera a tutti. Ma è normale che in tutti i gol degli avversari i nostri difensori guardano la palla e non gli uomini che arrivano delle retrovie? quello Non che fate domande che stasera non vogliono rispondere, perciò non lo so che cosa risponderanno adesso. Vediamo qua. No. È quello che ci spiegava, l'abbiamo già detto. Sì. Il concetto è sempre quello: in aria si marca. Invece voglio capire se è immarcabile il nostro Francesco Triolo. Non lo so se ce l'abbiamo già in collegamento, credo di no. E allora facciamo così. Allora, vediamo un po' se arriva. Io mi trattengo ancora un po' allora con Francesca. Abbiamo sentito, vedi, anche dai telespettatori arriva un'atmosfera comunque diversa, no? Sì. Rispetto a quello che c'era prima. Cioè, il tifoso del Catania sente quello che sta cambiando e lo vede, perché poi quando ha un allenatore che si lancia verso la curva dopo che segna il 97esimo, insomma la differenza lì è palpabile. Questa serenità ce l'abbia anche la società, la dirigenza. Grella che dichiara: teniamoci stretti questo allenatore Lucarelli, perché in effetti alla squadra mancava una leadership, un leader. E Lucarelli lo è, quindi tutti fanno riferimento a lui e anche la società. Ma così. perché anche se è straniero, non è siciliano Lucarelli, però è più catanese degli stessi dirigenti, perché sono forestieri loro, conosce la piazza e quindi sono loro che in questo momento si sono affidati a lui perché conosce il territorio. Secondo me è proprio così, cioè loro hanno capito in questo momento che Lucarelli era la persona a cui affidarsi in questo momento, e noi ci affidiamo invece a Francesco Triolo. Ciao Ciccio, per sapere qualcosa in più di questo Messina. Modica, ciao Ciccio, non ha parlato Modica oggi per problemi tecnici, hanno detto volo eccetera eccetera, oppure c'è altro? No, ha parlato, hanno detto per motivi logistici, sono partiti subito dopo la rifinitura per Ancona, visto che si gioca a Teramo e non è proprio una trasferta agevole per noi che arriviamo dalla Sicilia. Ah sì, l'ho fatta. Quindi i tempi tecnici non lo hanno consentito. Comunque non aveva parlato nemmeno, se lo vogliamo dire, dopo l'ultima partita giocata dal Messina. Anche perché Ciccio la situazione è particolare, no? Perché 5 sconfitte di fila e un avversario che è ultimo in classifica, dove devi andarti a giocare la partita per fare dei punti, nonostante che attraversi un buon momento il Monterosi. Abbiamo perso un attimo Francesco Triolo, vediamo se riusciremo a ripristinare il collegamento con Francesco poco fa. Io approfitto da Francesco a Francesca, perché appunto è vero, il Catania, abbiamo detto,
Dall'altra parte c'è il Messina che ha una situazione un po' diversa anche sotto l'aspetto societario. Sì, a questo punto il Messina diciamo, non è più una novità, perché questo diciamo, è il terzo campionato che fa così, però alla fine riesce sempre a mantenere la categoria. Si parte sempre con i buoni propositi, però dispiace che una società siciliana non stia navigando nelle acque, diciamo in buone acque, certo. da un punto di vista della classifica, anche perché il presidente è sempre lì, è presente, dà fiducia e dice che comunque il progetto lo terrà sempre in piedi, però vediamo sempre il Messina ogni anno, ogni campionato che stenta a spiccare diciamo, il volo. E infatti gli amici messinesi chiaramente vedono e percepiscono le difficoltà. Allora, se Francesco Triolo non c'è, noi stiamo vedendo le immagini appunto dell'ultima partita del Messina contro la Juve Stabia, contro la squadra che sta insomma, facendo molto bene in questo campionato. Fra un po' vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Francesco Triolo per vedere la probabile formazione, se no la diamo noi. Questo è un ottimo portiere, Thiam della Juve Stabia, lo vedremo anche nella nostra top 11. Questo è il gol della squadra campana proprio a Messina. Vediamo se Francesco c'è. Eccolo qua, vediamo se lo ritroviamo. Più fortunati. Eccoci qui, Ciccio. Allora, dacci un po' le ultime. Vediamo, siamo più fortunati. Va bene. Ti dice... Mi sa che non lo saremo. Mi sa che è meglio non dirlo. Le ultime parole. Mi sa che è meglio non dirlo. Allora facciamo così, ci fermiamo, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento durante la pubblicità e poi ci ricolleghiamo magari con Francesco Triolo, ma certamente vi diamo la probabile formazione del Messina fra poco. Eccoci di nuovo qui, questa volta lo dico io, vediamo se questa volta va bene, siamo veramente più fortunati con Francesco Triolo, eccolo qui, andiamo a sentire, Ciccio ritorno da te per vedere se c'è la probabile formazione del Messina. Non me lo dire. Marco, ci proviamo, vediamo se siamo fortunati. Io ti sento male a dire la verità. Va bene. Allora, dicevamo è un bivio la partita del Messina a Monterosi, perché in caso di sconfitta la squadra laziale supererebbe addirittura il Messina, che rischierebbe di trovarsi all'ultimo posto in classifica. Quindi anche su questo è stata un po' studiata la gara e la formazione nasce anche da delle situazioni di assenza legate a quella di Lia soprattutto, ma anche a quella di Buffa. Monica potrebbe per questa gara lasciare il 4-3-3 e giocare diciamo un po' più abbottonato, considerato che comunque il centrocampo, il 4-2-3-1 significa un centrocampo un po' più folto, anche se Maus e Ragusa sono due giocatori offensivi, ma Frisenna, Firenze e Scafetta possono garantire densità in mezzo al campo. Polito dovrebbe essere il giocatore scelto per giocare al posto di Lia a destra, considerato che Salvo non è dispiaciuto, ma non è stato all'altezza, diciamo, della situazione in questo momento, soprattutto di difficoltà. E poi Manetta Ferrari in mezzo, Ortisi a sinistra. Ormai Ortisi sembra essere stato definitivamente dirottato in difesa, sulla linea difensiva, e poi, come detto, i 5 che giocheranno dietro l'unico attaccante, che è Plescia. Sarà molto importante cercare di contenere il Monterosi, che ha dimostrato nelle ultime partite, nonostante la sconfitta di Benevento, di essere una squadra che è viva, in forma, e quindi bisogna cercare di rompere questa striscia di sconfitte consecutive che sta pesando anche sull'aspetto psicologico del Messina. Va bene Francesco, grazie, collegamento Grazie po' avventuroso, ma ce l'abbiamo fatta alla fine. Grazie Ciccio sempre della tua collaborazione e chiaramente della tua precisione nel darci tutte le notizie sul Messina. Torniamo al Catania. Allora,
Lucarelli dunque abbiamo detto ce la farà a portare questa squadra un po' più in alto alla fine del girone d'andata fondamentalmente. Sì, per il primo ciclo sì. E anche per te Gianluca è così? Sì, è evidente, poi ci speriamo un po' tutti. Ci speriamo un po' tutti, ci spera soprattutto lui. Allora andiamo a vedere una clip che ha preparato per noi Ottavio Longo, in cui facciamo vedere un pochettino questa prima mini cavalcata, no? Di Lucarelli, non solo verso la curva del Catania dopo il gol di Buà, ma insomma queste vittorie, 3 vittorie consecutive, una ai rigori, importanti, riassunte in questa clip di Ottavio Longo. Vediamo. L'applauso di Naomi ci sta sulla clip sulla clip di Ottavio Longo, davvero bellissima, insomma un po' gladiatore, no? Gladiatore Lucarelli con quella luna di Catania, insomma con quella luna di Catania che adatta proprio, sì. Il momento insomma sotto questo aspetto ci sta, dai. Sì, perché carica tutti. Perché carica tutti, ma d'altronde poi rivedere, qua a Catania lo conosciamo, no? La situazione, quando lui riunisce il gruppo lì a centrocampo, fa vedere insomma che, io mi ricordo le parole che ha usato con la Turris, no? Che si vedevano proprio anche dal labiale, è un segnale, queste sono cose che poi il segnale lo vedono anche dalla tribuna, dalle tribune i tifosi, e insomma è una situazione certamente che entusiasma la piazza, no? Questo è fuori di dubbio, e questi sono immagini degli allenamenti. Questo è uno dei primi insomma degli allenamenti di Lucarelli al Cibalino, fra parentesi anche questa una situazione importante per la società, grazie anche al lavoro del comune di Catania con l'assessore Sergio Parisi, che è riuscito a consegnare questo stadio, perché il Catania, lo ricordiamo, con Tabiani si allenava a Ragalna, non è esattamente la stessa cosa rispetto che allenarsi al Cibalino. A proposito di allenamenti, di giocatori che hanno fatto la storia del Catania, io ho il piacere di avere con noi Adrian Ricchiuti. Non è la prima volta che è con noi, ma sono veramente contento di averlo nuovamente. Ciao Adrian, buona serata, grazie. Buonasera a tutti, buonasera. Allora Adrian, noi qui stiamo discutendo amabilmente, o almeno più o meno amabilmente, di quello che un allenatore può dare a una piazza come quella di Catania nel caso di Lucarelli. Tu che di allenatori di carattere ne hai avuti tanti, poi magari arriviamo anche a te, faccio l'esempio di Mihajlovic, ci puoi dire quanto Lucarelli può incidere in una situazione come quella di Catania, in una piazza come quella di Catania che tu conosci tanto bene? Sicuramente è un allenatore che conosce già l'ambiente Catania, quindi è un allenatore che
che bene o male conosce cosa vuole la gente di Catania, quindi questo è sicuramente una cosa da non sottovalutare. Un allenatore, io lo chiamo, come ti ho detto oggi, un allenatore del popolo, perché lui, io lo reputo uno di quegli allenatori che sa cosa vuole, sa cosa è il sacrificio per i tifosi andare allo stadio, quindi sa tirare fuori dai suoi giocatori qualcosa che faccia sì che la gente si innamori di questi giocatori. Quindi secondo me la scelta è stata giusta. È un allenatore che da quando è arrivato le cose con diversi problemi, perché il Catania viene da 2-3 vittorie con la Coppa Italia, ma non è che tutto è stato risolto, però vincere aiuta a vincere, e quindi secondo me ha portato quell'entusiasmo, quella tranquillità che adesso sta portando a casa i risultati. E credo che Lucarelli sia l'allenatore ideale per questa piazza, perché sa come tirare sui ragazzi, e poi come vive il calcio lui è quello che Adrian, guarda il monitor, così ti vediamo anche noi, ecco, guarda il cellulare, così siamo noi anche a guardarti. Ti chiediamo appunto di mettere anche un po' più in orizzontale, ecco, il telefono, in modo che, e di tenerlo fermo, in modo che, ecco, bravissimo, ti inquadriamo e ti sentiamo un pochettino meglio. Senti, sì, esatto. Senti, ma credo anche che puoi lasciare il microfono, probabilmente ti riusciamo a sentire. Probabilmente ti riusciamo a sentire lo stesso. Perché non sono a casa, per questo. Senti Adrian, sono a casa di amici. Tu di allenatori di tipo Lucarelli ne hai avuti, e qualcuno ha inciso anche in modo importante sulla tua carriera, per esempio Mihajlovic, faccio un nome non a caso. Sì, sicuramente, ahimè, povero Sinisa, che non c'è più tra di noi fisicamente, ma lui è una storia del calcio mondiale. Ti sentiamo poco. Okay. Mi sentite? Ok, adesso sì? Sinisa, io non so, perché Lucarelli non lo conosco, ma da quello che vedo e quello che mi è stato detto, però sono allenatori che guardano molto il lavoro quotidiano e portano sì quella cosa in più al giocatore di tirare fuori. Io a Sinisa lo ringrazierò per tutta la vita per quello che mi ha fatto esordire, mi ha fatto giocare in Serie A, quindi io ho un bellissimo ricordo del mister, che purtroppo non c'è più, però credo che Lucarelli può portare questa mentalità a questi giocatori, che hanno bisogno sicuramente del pubblico. Io lo so che il pubblico è molto esigente a Catania, perché è una piazza che merita altre categorie, e quindi Lucarelli saprà sì tirare fuori il tutto per questi ragazzi. Ti faccio l'ultima domanda, è proprio quella che ho fatto anche agli ospiti in studio che ho qui con me. Pensi che questa è una squadra che possa risalire la china, che quello che Lucarelli ha detto di arrivare un po' più in alto in classifica proprio entro l'ultima giornata di andata è una cosa realizzabile? Io credo che non dobbiamo... Io parlo sempre per quello che vedo. Catania è una piazza anche facilmente che si salta dopo 2 vittorie. Ci sono dei problemi, Lucarelli sta cercando di risolverli, però io dico sempre che le vittorie aiutano a vincere. Sicuramente il Catania dovrà fare qualcosa nel mercato invernale, perché la squadra ha bisogno di qualcosa, però io credo che Lucarelli troverà, guardando i suoi ragazzi con più partite, cercherà di risolverla e portarla avanti. Questa squadra, che secondo me manca qualcosa per vincere il campionato, però sicuramente ha degli elementi molto validi. Adrian, io ti ringrazio, una buona serata di cuore, ti aspettiamo ovviamente per altre tue ospitate, fra virgolette, qui con noi, perché sei sempre di casa. Quando volete, sempre a disposizione. E ovviamente quando tu sarai a Catania ti aspettiamo. Ciao Adrian, grazie. Mille, ciao. Allora, andiamo a dare uno sguardo adesso più da vicino alla Virtus Francavilla, Gianluca. Andremo a vedere un pochettino le immagini anche dell'ultima partita e dell'ultima vittoria contro il Brindisi.
per 2-0, hanno segnato Artistico e Giovinco al 97esimo, Giovinco fra parentesi giocatore che conosciamo. Che squadra aspettarsi? 3-5-2 intanto mi pare, no? Sì, 3-5-2, abbiamo un po' detto il discorso delle statistiche, è una squadra che cerca poco la verticalizzazione, giocano parecchio con i quinti, quindi palla dentro, hanno un attaccante a mio avviso fortissimo che è Artistico, un attaccante pericolosissimo, è capace di non toccare palla per tutta la partita, però quando prende palla fa male. In fase di sviluppo bisogna stare attenti ai quinti, quindi hanno la classica giocata quinto-quinto, quindi se metto palla da un lato prova a chiudere il quinto opposto. Sì. Quindi questa è la loro situazione. Per quanto riguarda la fase di non possesso, anche loro hanno parecchi problemi nella difesa, troppi buchi difensivi, troppi giocatori attratti dalla palla e quindi perdono i riferimenti, e sarebbe utilissimo per il Catania, che fra l'altro dovrebbe giocare 4-2-3-1 credo, ormai consolidato, sfruttare gli inserimenti in fase di possesso, perché in quel caso puoi fare veramente male al Francavilla. Andiamo a vedere quelle che è la situazione del Francavilla a livello statistico. C'è gli ultimi risultati ottenuti dalla squadra pugliese. Francavilla, lo ricordiamo, in provincia proprio di Brindisi per quanto riguarda la sua posizione geografica. Questa invece la sua posizione di classifica, con 15 partite giocate, solo 4 vittorie, l'ultima contro il Brindisi, poi 3 pareggi, 8 sconfitte. Questo è il cammino delle ultime 5, abbiamo visto, sono 3 sconfitte, un pareggio e la vittoria nell'ultima partita, proprio col cambio dell'allenatore con Occhiuzzi che è subentrato. Andiamo a vedere chi è l'allenatore del Brindisi, proprio appena entrato al posto di chi l'aveva preceduto, e già così protagonista. Andiamo a vedere proprio attraverso la grafica quello che è il mister del Brindisi, Roberto Occhiuzzi, subentrato al posto di Villa. Appunto questa vittoria sul Brindisi, 3-5-2, però attenzione, magari Gianluca lo potrà spiegare meglio di me, perché con l'ingresso di Giovinco la squadra si è piazzata anche, è andata un po' a 3 lì davanti, nel senso con la possibilità di giocare con Polidori, Artistico e Giovinco, appunto, per cui questa può essere una variante tattica che si potrà vedere a partita in corso. Non so se contro il Catania si sbilancerà così, però. Non credo che faccia una partita molto chiusa e cercherà di serrare i ranghi, no? Però Giovinco io poi lo vedo più come sottopunta, quindi a lungo andare andrà a giocare come sottopunta, quindi andrà a fare un 3-5-1-1 perché quello è il ruolo ideale di Giovinco, però è una squadra pericolosa, quindi non bisogna farsi ingannare dai risultati ottenuti, perché ho avuto modo di vederle 3-4 partite del Francavilla, è veramente una squadra pericolosa, bisogna stare attenti. Il giocatore più rappresentativo, l'hai già citato più volte tu, è Artistico, perché chiaramente è il giocatore anche che, a parte aver segnato un gol decisivo proprio con il Brindisi, è il giocatore che è stato 15 volte in campo su 15 gol, 2 assist, appunto il migliore in campo con il Brindisi. Abbiamo posto anche un piccolo accento di attenzione su Federico Macca, 5 assist finora, un ottimo rendimento complessivo in questa fase della stagione, tant'è vero che è finito qualche volta anche nella nostra top 11, se ricordo bene. Francesca, che partita ti aspetti al Massimino? Perché è una partita, è vero che loro sono una squadra che deve provare a fare dei punti per tirarsi su, ma insomma il Catania ha voglia di proseguire questa striscia. Sì, l'atteggiamento che ha avuto fino adesso, da quando è arrivato Lucarelli, la concentrazione, giocare semplice e molta concretezza. Ci si aspetta ovviamente sempre una battaglia, perché loro devono prendere i punti. Infatti gladiatore, come ci ha spiegato Ottavio. È stato fatta ad hoc proprio. Quello è l'atteggiamento. Era così. È quello che pensi che avverrà, con un Catania che magari presserà ovviamente per subito dall'inizio per provare a vincere la partita. Vediamo come andrà. Invece io torno da Naomi per sentire un pochettino se i nostri telespettatori magari cosa pensano di questa prossima partita del Catania. Allora, intanto è arrivato un messaggio che è in linea col montaggio di Ottavio Longo. Scrivono: Lucarelli mi fa emozionare, le sue interviste sembrano tratte da un film. Mi chiamo Lucarelli Primo Meridio, generale dell'esercito del Sud, capo delle legioni Ethnix, servo leale dell'unico vero allenatore, Massimino, sostituto di un allenatore esonerato, scelto da una società uccisa, e avrò la mia vendetta in questo campionato.
o nell'altro. Morta. Carina, Ci sta- Comunque l'hai letta benissimo, brava, Grazie, lo veramente so. brava. Veramente Grazie mille. brava, no. Poi scrivono: buonasera, occhio a Giovinco, avrai il dente avvelenato. Forza Lo Catania. sappiamo, ragazzi. Ce l'avrei anch'io, sinceramente, se proprio dobbiamo dirlo. A bruciapelo vogliamo il migliore e il peggiore in campo dell'ultima partita. Non sottraetevi, se no ha ragione Naomi quando vi dico che voi vi sottraete a volte alle domande. Prego. Dell'ultima partita, di queste dell'ultima Sì, sì. partita a... Coppa Italia, Coppa Italia. Coppa Italia? Coppa Italia? Gianluca, prima tu. Il migliore. De Luca. Il migliore, beh dai, sì, abbastanza. Anche se io ho apprezzato, allora dico un altro nome, dico Mazzotta perché mi è piaciuto molto, soprattutto nel secondo tempo, soprattutto perché fino ad ora non gli avevamo mai visto fare quello che abbiamo visto fare, vabbè, sono confuso in quella parte della partita. Allora, andiamo invece, caro Giallo, a vedere un po' la situazione della Virtus Francavilla per quanto riguarda i tagli che tu hai preparato, partendo questa volta di nuovo dalla fase di non possesso. Ok, quello che andiamo ad evidenziare è il discorso del buco difensivo, quindi nella loro linea difensiva c'è troppo spazio, eccolo qua, abbiamo due attaccanti quindi senza riferimenti difensivi, o meglio, i difensori non hanno preso in riferimento gli attaccanti che attaccavano la porta, hanno guardato la palla. Questo fa sì che gli attaccanti e l'inserimento alle spalle del primo attaccante dell'Avellino fossero liberi, quindi comunque è una situazione che il Catania deve sfruttare e comunque per inerzia la sfrutterà, perché giocando 4-2-3-1 hai tre giocatori nelle seconde linee, quindi avranno molto spazio, perché non credo che il Francavilla possa in una settimana risolvere i loro problemi difensivi. Stesso discorso nella situazione successiva, no? Si ripresenta questa situazione di troppo spazio nell'area dove si possono inserire i giocatori avversari. Sì, anche là è proprio un concetto di base, non ce l'hanno, rincorrono 3 contro 1, sì. Non hanno motivo di fare densità in quella zona di campo, bisogna andarsi ad incastrare in mezzo e allargare la difesa, quindi scivolare e prendere riferimenti, dovrebbero essere un po' più lucidi in quella situazione e non semplicemente scappare dietro per cercare di trovare la palla. Anche là sull'esterno si poteva vedere c'era un 3 contro 1 ma poca densità, poca cattiveria, tant'è che il giocatore va via tranquillamente, velocemente, inconcepibile se poi consideri che hai 6 giocatori in fase difensiva ma nessuno di loro riesce a vedere palla. E allora la situazione che tu hai visto riproporsi, ovviamente questa, come dicevi giustamente tu, è una partita con l'allenatore precedente, una situazione però che tu hai visto riproporsi nella stessa partita anche con il Brindisi. Andiamo invece adesso alla fase di possesso, dove forse il Catania dovrà stare attento soprattutto ai giochi degli esterni. Sì, è una giocata che loro ricercano spesso, quando non riescono a mettere palla per il loro attaccante che è artistico, si va a cercare, vedi, senza guardare, sa che c'è il quinto lato opposto e quindi vanno a chiudere per una finalizzazione. E sono questi i concetti della Virtus Francavilla, cioè palla dentro per artistico, se no si cercano i quinti, se trovi una squadra compatta e chiusa provano il tiro da fuori, quindi è tutto qua il Francavilla in sostanza, in questa fase di campionato. In questa fase del campionato, anche se chiaramente Occhiuzzi starà provando a lavorarci, fra parentesi stimato molto a Lucarelli che l'ha ricordato anche durante la conferenza stampa post partita di Crotone. Ultima immagine, stesso discorso per andare ulteriormente nel dettaglio ancora di questo discorso dei quinti. Sì, all'inizio clip si vede come i quinti, sia da destra uno credo sia Biondi e l'altro a sinistra, sì. Hanno una giocata codificata, quindi aspettano la palla, la vogliono, da un lato il giocatore che conclude adesso e poi comunque il gol verrà annullato, è già posturato per ricevere palla, l'altro vuole palla larga proprio per metterla dentro, quindi comunque sono giocate codificate, le vedi anche da questi segnali, bisogna stare molto attenti perché comunque poi il Catania sugli esterni in questa fase di campionato sta soffrendo. Catania che sta soffrendo sugli esterni, Francesca? Io ho una domanda per Luca. Abbiamo detto che le vittorie, va bene, portano entusiasmo, però è anche vero che il Catania ha giocato la Coppa mercoledì, quindi come pensa che affronti la partita di domenica dopo la partita di Coppa Italia? Tu fai l'allenatore, te tocca. Lei fa il direttore, è pericoloso il direttore, lo conosco, è pericoloso. No, dico, è chiaro che l'entusiasmo, però è anche vero che hanno sulle gambe la partita c'è.
fare Tra parecchi l'altro minuti con perché i sono andati supplementari. anche supplementari. Ecco. Però in casa hai il fattore pubblico, Certo. hai le 3 vittorie consecutive, vincono di forza, vincono ai calci di rigore, vincono all'87esimo su palla inattiva, e quindi c'è molto entusiasmo e questo gli dà benzina per andare avanti. Ovviamente. Poi comunque c'è tanta qualità nel Catania, adesso ci sono idee, c'è qualità, c'è forza e c'è un livello diverso col Francavilla. C'è anche la possibilità di alternare qualche uomo, lo vedremo fra... Anzi, lo vediamo subito. Non lo volevo dire. Non lo volevi dire. Andiamo a vedere quella che può essere la probabile formazione del Catania per la partita contro la Virtus Francavilla. Vi diciamo, perché è giusto dirlo, perché noi vi facciamo sempre la cronaca di quello che sappiamo, che chiaramente l'allenamento di domani mattina è un allenamento decisivo in tal senso, come giustamente ricordava Francesca, la squadra ha giocato mercoledì, dunque gli allenamenti giovedì e venerdì hanno lasciato poco sotto l'aspetto tecnico, per cui siamo andati un po' anche a ricostruire quelle che possono essere le scelte sulla base di quelle che sono state quelle della Coppa. Rivediamo la formazione con Buà, con Silvestri e Curado lì, Mazzotta forse preferito a Castellini, e poi dovrebbe ritornare Rocca lì da sottopunta, dovrebbe ritornare Di Carmine dal primo minuto, dovrebbe ritornare Marsura lì a sinistra. Chiaramente lo torniamo a ripetere, l'allenamento di domani mattina sarà sicuramente decisivo in tal senso. Virtus Francavilla che invece si schiera o si schiererebbe con il 3-5-2, questa è la possibile formazione con tanti giocatori che ci ricordiamo, ad esempio Monteagudo, ad esempio Fornito, ad esempio Biondi, sono tutti giocatori che insomma a Catania hanno lasciato qualcosa. Lì davanti ci sono Polidori e Artistico, forse qualche chance chiaramente ci potrebbe stare anche sulla destra, potrebbe non partire Carella, ma insomma cambia poco sotto questo punto di vista. Gli arbitri, andiamo a vedere gli arbitri perché siamo proprio in chiusura di questa parte, voglio vedere prima gli arbitri della partita, anzi l'arbitro e gli assistenti, e poi la top 11, questo è l'arbitro dell'incontro di Pisa, insomma, considerando che Lucarelli è di Livorno, non lo so fino a che punto, però vabbè, insomma, questa è la situazione, però poi c'è gli assistenti che sono invece Starnini di Viterbo e Bartaluccio di Vibo Valencia. La top 11, questa volta schierata, Gianluca, te lo ricordo a memoria? 4-2-3-1, vediamola un po'. Oh, in porta c'è sempre Thiam, cara Francesca, sto portiere è veramente, veramente forte, e poi ci sono come sempre tanti giocatori della Juve Stabia che onestamente sta facendo un gran campionato. Sì. E il Picerno, Decisamente. Francesca, che sorpresa è questo Picerno? O è una sorpresa? Perché in realtà veramente giocano bene sti ragazzi, e qui ci sono tanti rappresentati come Murano ad esempio, che è il capocannoniere del campionato. Ha un sacco di giocatori di qualità, però una sorpresa per questa parte di campionato, perché è un campionato veramente che ancora non ben definito. Quindi le sorprese può essere qualsiasi ora. Adesso abbiamo detto il Picerno, poi chissà mai che cosa succederà. Cosa succederà? Sì, non si sbilancia, non si sbilancia. Va bene, io vi ringrazio, saluto il direttore, visto che Francesca Gregorio, diciamo, ciao. Perché infatti mi chiama direttore. Sì, perché io ero a Biancavilla, eravamo in eccellenza, ed era il nostro direttore sportivo. Il direttore. Perfetto, direttore, allora ti saluto e ti ringrazio, sei invitata per la prossima occasione, quando vuoi Francesca. Grazie Francesca Gregorio. Gianluca, tu sei invitato come sempre per tutte le prossime puntate, anzi sei sempre con noi. Grazie Gianluca, noi ci rivediamo fra pochissimo per parlare di pallavolo, fra poco. Ritorniamo per parlare di pallavolo, per parlare della Saturnia che sarà in campo contro Padova, una Saturnia che ha incominciato questo campionato di Superlega, dove ovviamente recita un ruolo che la porta a lottare per la salvezza in questo che è il campionato, lo sappiamo, più importante del mondo. Questa è la classifica al momento, con Perugia e Padova che hanno una partita in più, e proprio Catania che andrà a giocare
giocare contro Padova nella prossima partita di campionato della squadra di bianco-blu, perché non è rossa-azzurra, ricordiamola, la Saturnia è bianco-blu, e dunque questa è la classifica che abbiamo visto, che vede appunto gli etnei lì di dietro, ma che chiaramente può cambiare durante questo campionato, soprattutto in una partita che vede appunto la squadra allenata da Cesar contro la squadra di Padova, che può chiaramente cambiare un pochettino il ruolo che sta recitando la Saturnia in questa fase del campionato. Andiamo a sentire, vediamo se ci riusciamo subito, l'allenatore della Saturnia, Cesar, che cosa ha detto proprio in vista della sfida contro i Patavini. L'avversario, aspettiamo una partita abbastanza dura, stiamo andando a giocare a casa loro, e lì loro fanno qualcosina di più, sono un po' più aggressivi ancora sulle fondamentali di battuta, no? Quindi dobbiamo lavorare tanto sulla nostra ricezione e anche i nostri attacchi di situazione di palla alta principalmente, per dare un equilibrio alle squadre, se davvero questo fondamentale funziona bene in partita. Il servizio in casa loro fanno benissimo, si vede che hanno un'aggressività, nonostante che sono aggressivi riescono anche a controllare a un certo punto il numero di errori, dobbiamo essere molto forti e bravi a tenere i palloni tirati e mantenersi sotto controllo e sfruttare della palla quando siamo con la palla è con noi. E queste dunque le parole di Cesar, allenatore della Saturnia. Ci sono anche delle notizie che riguardano la squadra, perché la Saturnia è intervenuta anche sul mercato. Dopo l'infortunio di Manavi, Massari è un nuovo giocatore appunto della Farm Italia Saturnia, uno schiacciatore, classe 88, arriva da un club bulgaro con cui Lebar, con cui ha vinto nella scorsa stagione, pensate, scudetto, coppa e supercoppa, ed è stato premiato come MVP del torneo. Si è aggregato al gruppo ed è pronto già per la partita contro Padova, che ricordiamo si giocherà alla Chioene Arena domenica 3 dicembre alle ore 18. Per quanto riguarda invece il giocatore che Massari è andato a sostituire, e questo giocatore si chiama Manavi e ha giocato veramente molto bene tante partite di pre-season con la Saturnia, ma anche le prime partite di campionato. Manavi, che si è sottoposto all'operazione chirurgica, all'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento è stato eseguito a Roma nella casa di cura Villa Stuart dal professor Pierpaolo Mariani, chirurgo ortopedico specialista, lo conosciamo tutti, di fama internazionale per le patologie del ginocchio. L'operazione ha avuto un esito positivo ed ha riguardato esclusivamente il crociato e non il menisco, in quanto per questo trauma specifico l'equipe medica di Mariani non ha rilevato una gravità tale da richiedere appunto l'intervento. Per cui in bocca al lupo a Manavi, che è il giocatore che appunto la Saturnia ha perso in questa fase del campionato e che tanto è mancato in partite come quella che vedete ad esempio nelle immagini in questo momento con Milano. Stiamo vedendo il primo set con la squadra milanese che poi si è rifatta nel secondo dopo aver perso il primo, e insomma la rotazione, le rotazioni che Manavi portava alla squadra di Catania hanno fatto sì che poi Milano abbia vinto gli ultimi 3 set, imponendosi con il risultato di 3-1 in una partita in cui invece la squadra bianco-blu aveva incominciato benissimo, dominando le prime fasi dell'incontro e il primo set. Andiamo a sentire proprio quello che ha dichiarato Massari appena arrivato a Catania e pronto già per la partita di domenica di Padova. Ho fatto un bel percorso, un lungo percorso nel mondo della pallavolo, che rientra dopo tanti anni in Italia per giocare in Sicilia, pieno di energia, con la voglia di ottenere questo grande risultato che è la salvezza e di far sì che Catania possa continuare questa avventura nella Superlega. Ho fatto questa scelta anni fa di andare via dall'Italia per diversi motivi e sono arrivato in Bulgaria con la voglia di vincere un campionato
e di fare bene in Champions League. Il primo anno abbiamo fatto degli ottimi risultati e fino poi, diciamo, all'ultimo anno un po' più diciamo, stagioni difficili, ecco. Ho deciso di rientrare, questa mi sembrava l'opportunità migliore ed eccomi qua. Mi aspetto di dare il mio contributo come dicevo prima, per raggiungere questo risultato, cioè quello della salvezza, e cercherò di portare il mio modo di stare in campo, il mio modo di stare in allenamento, quindi la mia mentalità di lavoratore, di essere qui tutti i giorni, lavorare duro e migliorarsi per raggiungere l'obiettivo. Allora, abbiamo sentito Massari, abbiamo sentito l'allenatore della Saturnia poco prima della partita e della partenza per la partita di Padova. Abbiamo collegato con noi il presidente della Saturnia, Luigi Pulvirenti. Luigi, presidente, buonasera, ciao. Buonasera e grazie per l'invito. Allora, Luigi, la situazione in casa Saturnia, innanzitutto appunto è arrivato questo nuovo giocatore, ci voleva subito dopo l'infortunio di Manavi, che poi si è dimostrato appunto essere di una certa gravità, siete intervenuti prontamente, l'importante, insomma, il messaggio che avete dato ancora una volta è quello di una società che sta lottando in tutti i modi per arrivare poi al risultato finale, che è quello del mantenimento della categoria. Ma intanto consentitemi di fare anche attraverso la vostra televisione un in bocca al lupo a Javi Manavi, perché oltre ad essere un grande giocatore, questo l'ha dimostrato nelle purtroppo poche partite che ha disputato con noi, è anche una bella persona, un bravissimo ragazzo, quindi io gli auguro di rimettersi quanto più velocemente possibile e chissà che magari nel suo futuro possa continuare ad esserci la Saturnia. Ovviamente l'infortunio di Manavi, che era un giocatore molto importante nel nostro sistema di gioco, ha determinato una falla che doveva essere coperta, e noi l'abbiamo fatta intervenendo con un giocatore come Jacopo Massari, che è uno tra i più esperti della categoria, ha trascorso gli ultimi anni all'estero, un giocatore molto affidabile, un uomo squadra, come si sarebbe detto una volta, un giocatore molto forte nei fondamentali di seconda linea in battuta, e che in attacco, grazie anche alle sue doti atletiche molto importanti sulla palla spinta, con la pipe, sarà di aiuto alla squadra. Una squadra che in questo momento si trova all'ultimo posto in classifica dopo aver disputato 5 partite consecutive contro 5 big del campionato. Esatto. Quando il calendario è stato composto lo scorso mese di luglio, avevamo subito, diciamo, posto l'attenzione su questo filotto di partite proibitive. Nonostante, diciamo, le 5 sconfitte, però la squadra, tranne forse domenica scorsa contro Trento, che è veramente una squadra che gioca una pallavolo che forse non gioca nessuno in questo momento in Superlega, la squadra comunque ha sempre fatto il suo. Contro Milano e Verona, se fossimo stati ranghi completi, probabilmente avremmo potuto anche fare punti, ma la squadra è pienamente in corsa per l'obiettivo stagionale. E lo vediamo, Luigi, lo vediamo anche Esatto. dalla classifica che appare mentre tu parli. Tra l'altro vorrei ribadire, l'obiettivo stagionale non è arrivare sesti, esatto, ma è mantenere la categoria, e quindi lo dico magari a chi, diciamo, non conosce e non è aggiornato su quelle che sono le regole vigenti oggi in Superlega, significa arrivare penultimi. Esatto. Perché è l'unica retrocessione prevista diretta, è quella dell'ultima classifica. E quello segnato in bianco, segnato in bianco in questo momento, esatto, della classifica, in questo momento è purtroppo noi, Catania, esatto, ma siamo lì ma noi sapevamo, la società è consapevole sin dal momento in cui ha dato la propria disponibilità alla Lega Pallavolo a fare il doppio salto di categoria, che sarebbe stato un campionato molto difficile, ma queste prime giornate che ci vedono all'ultimo posto, ed è un dato di fatto ovviamente, anche se poi va spiegato raccontando pure che abbiamo incontrato nelle prime 7 giornate 6 delle 7 squadre più forti del campionato. Ci manca da incontrare a noi Monza e Modena, e lo faremo nel prossimo doppio turno casalingo. Sappiamo che sarebbe stato difficile, ma questo scorcio iniziale di campionato, siamo ancora soltanto un terzo, ha dimostrato che la squadra ha valori per mantenere la categoria, per fare bene, anche perché è una squadra che si allena con grande continuità, c'è un gruppo molto coeso,
che ha saputo fare fronte comune anche dopo un episodio che può segnare il cammino di una squadra come la nostra che è promossa, quindi non ha certamente a disposizione la rosa di un Trento, e ti di un riferisci, Milano, Luigi, di Modena. ti riferisci ovviamente all'infortunio di cui abbiamo ovviamente già parlato. Che non è, che ovviamente io non voglio prendere a giustificazione, No, lo perché sembra capiamo, quasi che la lo squadra capiamo. abbia un rendimento insoddisfacente a causa dell'infortunio. La squadra, nonostante abbia incontrato nelle prime 7 giornate 6 squadre che insomma, disputano tutte le coppe europee, alcune la Champions, le semifinaliste e la finalista scudetto della scorsa stagione, anche contro queste squadre, a parte la partita contro Trento, ha dimostrato di poter giocare una buona pallavolo e di stare in partita sempre. Luigi, voglio Sì. che attraverso Naomi ti arrivino anche qualche messaggio dei nostri telespettatori o di chi tifa Saturnia Certo. e di chi tifa pallavolo a Catania. Devo dire che i messaggi stanno esponenzialmente crescendo di puntata in puntata. Scrivono: a prescindere dai risultati, vedere questi ragazzi in Superlega è un onore. Poi speriamo che questo acquisto porti vento di vittoria. Che bello vedere Catania ad alti livelli in questo meraviglioso sport. Forza Saturnia. Poi vabbè, questo ve lo devo leggere. Scrivono: buonasera, sono una ex compagna di classe di Naomi, grande fan della Saturnia. Ragazzi, siete forti, non mollate. Spoiler, è la stessa che mi bullizzava perché non sapevo giocare a pallavolo, sicuramente. Vabbè, questo è tutto. E questo è per oggi. qua. Luigi, però è la dimostrazione insomma di una città che, lo vediamo anche dal pubblico che viene al Pala Catania, vi è certamente molto vicina. A proposito, perché siamo veramente in chiusura, io voglio fare vedere una grafica che è relativa a questo mini pacchetto di abbonamenti che avete voluto portare per le prossime 2 partite interne. Ne facevi riferimento tu poco fa, Monza e Modena, fra parentesi soprattutto Modena, stiamo parlando della storia della pallavolo italiana. Ce ne vuoi parlare un pochettino tu? Beh sì, è un modo anche per valorizzare il doppio turno casalingo, che ci vedrà incontrare 2 formazioni che sono molto attrezzate. Monza probabilmente è quella che insieme a Trento sta giocando la migliore pallavolo in questo momento, ha alcuni fuoriclasse assoluti come il palleggiatore brasiliano Cacioppa, Steven Marr al posto 4, che è uno degli scacciatori più forti del nostro campionato, ma potrei dire anche Galassi, centrale della nazionale, e tanti altri. È allenata molto bene da Echeli, e la componente maschile del consorzio Verovolle Monza, che poi a livello femminile esprime l'Allianz Milano, dove gioca Paolo Egonu. Si tratta della stessa società, una squadra che gioca una bellissima pallavolo, mentre Modena è una squadra che ha fatto fatica nelle prime giornate anche per i tantissimi infortuni che hanno costellato il suo cammino, ma già da domenica scorsa contro Cisterna ha dimostrato di aver recuperato il ritmo partita. Per fare 2 nomi su tutti, Modena ha tra le sue fila Brunigno e Quantorena, oltre a talenti italiani importanti come Sanguinetti, Rinaldi, e secondo me quello che è il giocatore di maggior prospettiva del nostro campionato, che è lo scacciatore posto 4 Davide Schipa. Quindi si tratterà della possibilità di vedere all'opera a Catania tantissimi campioni, 2 squadre importanti e 2 belle partite, anche perché la Saturnia dirà la sua, dirà come ha sempre fatto la sua, e lo farà con una squadra che ha consapevolezza dei suoi mezzi ed ha la stessa fiducia che avevamo il primo giorno nella possibilità di centrare l'obiettivo stagionale, che è la salvezza. Luigi Pulvirenti, grazie di essere stato con noi. Grazie per a questo voi, collegamento. Ovviamente forza Saturnia, ci rivediamo alla prossima quando vuoi, chiaramente. Grazie. Buona serata. Grazie, buon proseguimento, grazie mille. A me non resta che salutare invece la nostra Naomi Moschitta in versione Lorella Cuccarini. Ciao Naomi. Ciao Marco, voliamo a casa adesso. Vogliamo veramente a casa e vogliamo verso la conclusione, ricordandovi gli appuntamenti con lo Sport di Telecolor, la partita del Catania che vi racconteremo attraverso Diretta Stadio domenica, poi lunedì corner e anteprima corner. Noi ritorneremo come sempre venerdì prossimo. Grazie, ciao.